Siamo negli studi di Radio Venezia, accanto a me c'è Marco Bampa, vice capo servizio del Gazzettino di Venezia, e parliamo della notizia della settimana, che non può essere che il maltempo, purtroppo. Sì, purtroppo, come dicevi tu, insomma, è stata una settimana molto molto difficile, soprattutto per il Veneto orientale. Sappiamo che molte zone fra Portogruaro, San Stino, San Michele sono andate sott'acqua, ci sono diversi ettari di terreno coltivato che hanno avuto danni molto pesanti, sono seminazioni che purtroppo sono da buttare, quindi si parla di decine di milioni di euro di danni, anche se ovviamente sono stime per forza di cose abbastanza approssimative. Solo tra un po' di tempo sapranno fare i conti esattamente all'euro, però insomma sappiamo che è un conto molto salato che ancora una volta questo territorio si trova a dover supportare per colpa di queste situazioni emergenziali che purtroppo abbiamo già visto nel passato, contro le quali tanto si è fatto, ma non ancora evidentemente in maniera sufficiente per evitare che si ripetano fenomeni come quelli di cui abbiamo assistito in questi giorni. Siamo infatti sempre in emergenza. Proprio l'ANCE regionale ha detto: se non spendiamo ora per risolvere dei problemi così in modo preventivo, rischiamo di spendere 4-5 volte di più quando poi avverranno i disastri, tanto che Zaia è andato a Roma appunto a chiedere soldi a Letta per attingere al fondo per le catastrofi. Per questo. Sì, tu dicevo proprio il paradosso che insomma si spende uno per poi pagare 5, no? Sì. Cioè si spendono 100 milioni di investimento per le opere e poi proprio che non sono sufficienti, per poi pagarne 500 per riparare i danni che sarebbero stati evitati se quelle opere fossero stati fatte magari con la stessa cifra, insomma, ecco, quindi insomma veramente paradossale questa situazione. Fra l'altro nel veneziano si è innescata una polemica a proposito di opere con il vicino Friuli, polemica innescata insomma o comunque una discussione, diciamo così, innescata dalla provincia di Venezia per quanto riguarda la gestione dei fiumi, perché si dice che nel veneziano la parte di fiumi che arrivano da altre regioni, dal Friuli in particolare, vengono gestiti in maniera da creare i bacini di laminazione, insomma questi bacini di espansione dove viene fatta convogliare l'acqua quando raggiunge la sommità degli argini, proprio per evitare che poi esondi, mentre il Friuli sembra non abbia fatto altrettanto con gli stessi corsi d'acqua, così che un problema che si crea a monte poi viene in realtà scaricato a valle, così almeno dicono i nostri amministratori. Pur essendo regione a statuto speciale e quindi pur potendo avere più soldi, perché ricordiamolo, noi ogni anno diamo 21 miliardi di euro allo Stato e ne chiediamo molto pochi in cambio, no? Sì, c'è una minima parte di questa che torna insomma indietro, insomma, ecco. Grazie Marco Bampa, grazie a tutti voi per averci seguito. Con lo Zoom del Gazzettino ci rivediamo, ci risentiamo venerdì prossimo. Ciao Maria Stella, un saluto a tutti.